Matrimonio, la forza del perdono. Genesi, capitolo 2, leggiamo dal verso 25. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Ci viene detto dalla Scrittura che nello stato di perfezione, quando non c'era ancora il peccato, l'uomo e la donna erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Senza il peccato Adamo ed Eva potevano rimanere nudi senza vergogna. Non dobbiamo intendere soltanto l'aspetto esteriore, ma questa espressione ci parla della condizione del cuore. Adamo ed Eva senza peccato potevano essere nudi l'uno all'altro, scoperti, senza segreti, vicini in un modo così stretto che nessuno dei due aveva un segreto per l'altro. Erano uno davanti all'altra nudi e non ne avevano vergogna. Ma noi abbiamo letto questa storia e l'introduzione del peccato ci mostra il cambiamento di questa condizione, e nel momento in cui entra questo peccato, loro si scoprono nudi, ma ancor di più quella nudità diventa la loro vergogna e loro sono costretti a coprirsi. Si scoprirono in una condizione in cui quello che loro erano non era più senza vergogna davanti all'altro, era necessario coprirlo. E quando c'è il peccato nella nostra vita, iniziano i conflitti, iniziano i problemi. Scopriamo che ci sono delle cose che noi non vorremmo che gli altri conoscano, e soprattutto chi vive le relazioni più strette con noi. Noi vorremmo nascondere, coprire, vestirci, coprire le cose di cui ci vergogniamo. Fu il sentimento di Adamo ed Eva quando entrò il peccato nella loro vita. Quando entra il peccato, entrano i conflitti, iniziano a sorgere i problemi. E se ci pensiamo, abbiamo più problemi e più conflitti quando le nostre relazioni sono più strette. Perché non è facile vivere con le persone, non è facile vivere con i colleghi di lavoro, non è facile vivere con i familiari che forse vediamo una volta al mese. Immaginiamo la relazione più stretta che c'è, quell'uomo e quella donna con cui dobbiamo vivere tutti i giorni della nostra vita, che vediamo tutte le mattine spettinati, che vediamo la sera affannati per una triste giornata di lavoro. Quell'uomo e quella donna hanno con noi la relazione più stretta e noi siamo costretti a conviverci con tutti i loro difetti. E se in alcune relazioni noi semplicemente possiamo coprirci, nasconderci, possiamo far vedere le cose che vogliamo e le altre cose le copriamo da vesti spirituali, in modo che possiamo nascondere i nostri difetti, i nostri peccati, invece nella relazione matrimoniale, o possiamo prendere qualche altro tipo di relazione stretta che abbiamo con i nostri amici più intimi, con le persone con cui viviamo tutti i giorni, con quelle relazioni coprirci non è più possibile, perché prima o poi
scopriranno i nostri difetti, scopriranno le nostre mancanze, scopriranno i nostri peccati e inizieranno a sorgere i conflitti. È così. Fratelli, stiamo parlando per esempio del matrimonio, della relazione che forse ha i maggiori conflitti. Io conosco i pochi difetti di mia moglie, lei conosce i molti difetti miei, e più vanno avanti gli anni e più coprire quei difetti, quei peccati non serve a niente, perché la relazione è così stretta che vengono conosciuti sempre di più e sorgono i conflitti. È possibile essere scoperti e non avere conflitti e vivere in pace solo se non c'è il peccato. Ma quando c'è il peccato, la soluzione umana è nascondersi, ma in alcune relazioni nascondersi non è una soluzione, perché non è possibile. E così avvenne per Adamo ed Eva. Ma se c'è il peccato e ci sono relazioni così strette per cui nasconderci non è possibile e i nostri difetti e peccati e fallimenti produrranno conflitti, qual è la soluzione? La soluzione è il perdono. Il perdono è l'unica soluzione quando c'è una relazione così stretta nel peccato. E noi scopriamo allora che il matrimonio diventa il territorio del perdono. Noi scopriamo che per non avere conflitti nelle nostre relazioni, noi dobbiamo iniziare a inserire l'ingrediente del perdono in tutto quello che facciamo e pensiamo. Il perdono è l'unica chiave in un mondo corrotto e di peccato, con una natura nostra corrotta e di peccato, perché le nostre relazioni non si esprimano soltanto in conflitti e guerre, ma diventino relazioni che possono durare. La parola chiave è perdono. È possibile allora vivere relazioni strette se c'è perdono nella nostra vita. Dobbiamo imparare, dobbiamo essere educati al perdono, dobbiamo iniziare a vivere nella chiave del perdono. Dobbiamo alzarci la mattina sapendo che la nostra direzione non sarà la direzione della rivincita, la direzione della vittoria, ma sarà la direzione del perdono. Allora le nostre relazioni strette potranno vedere un trionfo. Non sto parlando di qualcosa di facile, me ne rendo conto. È difficile perdonare. È difficile soprattutto quando i torti subiti sono reali. È difficile. Ma qualcuno ha scritto che se è difficile perdonare e se può produrre qualche costo, qualche turbamento, qualche lotta interiore, se arriviamo a dire che ci costa perdonare, fratelli, dobbiamo però fare un'altra considerazione. È più costoso il non perdonare. Ed è in modo più ampio che costa. E nelle conseguenze, l'abbiamo ascoltato anche nella testimonianza, e in quello che comporta il nostro rimanere in posizioni senza perdono. Noi siamo chiamati a perdonare se vogliamo che le nostre relazioni strette sopravvivano. E questo non ha niente a che fare con quello che facciamo al di fuori di queste relazioni. Non ha niente a che fare col venire in chiesa o il modo in cui ci mostriamo agli altri. Se noi vogliamo che le nostre relazioni durino, dobbiamo vivere il perdono. Amen. E possiamo perdonare quando ci ricordiamo che anche noi abbiamo cose da farci perdonare. E questa è una regola che vale per tutti. Possiamo perdonare davvero se smettiamo un attimo di pensare a che cosa dobbiamo perdonare. Pensiamo alle cose che sono in noi che hanno bisogno di essere cancellate, di essere
perdonate, di essere superate. L'Apostolo Paolo dice nel libro degli Efesini, ed è una regola che non sempre noi rispettiamo: adiratevi, non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, il sole non tramonti sopra la vostra ira. La nostra vita deve vivere nella chiave del perdono ogni giorno, il sole non deve andare via, la giornata non deve finire senza che nel nostro cuore sia tornato il perdono. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Via da voi ogni amarezza. Certo so che a volte veniamo feriti, veniamo delusi, veniamo offesi. Ma la parola del Signore ci dice: via da voi ogni amarezza, via da voi ogni cosa, perdonatevi a vicenda come Cristo vi ha perdonato. Paolo dice ai Colossesi: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Perdoniamo come il Signore perdona. Perdoniamo nostro marito, nostra moglie, il nostro amico, il nostro vicino, il nostro familiare stretto. Perdoniamoli come il Signore ha perdonato noi. Questa è la chiave, questa è la soluzione per vivere vicino a qualcuno, altrimenti sarà guerra. Perché scopriremo i difetti e vedremo i problemi e ci saranno i conflitti. La chiave è perdonare. Viviamo nella disposizione del perdono. Viviamo nella disponibilità di perdonare, perché, fratelli, ci sono relazioni che dovremo portare avanti per tutta la vita e nessuno sia folle al punto da pensare di vivere una vita in guerra, perché allora stiamo parlando di morte. Vivere in guerra equivale a morire, ma il Signore non vuole che sia così. Il Signore vuole che le nostre relazioni siano relazioni di vita, di gloria e di pace. Viviamo allora nella disposizione del perdono. Allora scopriremo che tutte le cose che fanno parte delle nostre relazioni strette e che creano i veri problemi andranno via. Quelle frecciate che arrivano gratuite, che hanno l'unico fine di mettere in luce quei difetti, quegli errori, ma non c'è un motivo fondante perché escano fuori, eppure escono. Quelle battute, quella durezza di cuore, quella mancanza di disponibilità, quello scontro diretto, quella sfida continua, quell'insensibilità di cuore, quel mettere in luce le cose che non vanno, quel promuovere se stessi a scapito di chi ci sta di fronte. Tutte queste cose sono il segnale, il sintomo che non c'è un vero perdono nel nostro cuore. C'è sempre qualcosa, c'è sempre della polvere, qualcosa che rimane dentro, al momento opportuno esce fuori. Quelle cose andranno via se viviamo nella chiave del perdono, se viviamo nel dire: voglio lasciare tutto indietro, voglio dimenticare le cose che non vanno, perché ci sono cose che non vanno nella mia vita. Voglio perdonare come il Signore ha perdonato me. Solo il perdono ci permetterà di vivere relazioni strette in un mondo di peccato. Il risultato del perdono, fratelli, è la riabilitazione. Una donna testimoniò che quando tornava a casa suo marito la trattava duramente, era stanco,
aveva avuto delle brutte giornate e aveva parole dure per sua moglie. Non apprezzava niente di quello che faceva, ma non tanto perché faceva le cose male, ma perché pensava a se stesso. E la moglie ha iniziato a odiare suo marito, credenti. L'ha iniziato a odiare perché la persona che io amo e voglio amare e mi voglio dedicare a lui, perché mi tratta così? Perché non si cura di me? Perché non si accorge che sono lì per lui? E ha iniziato a odiarlo. Poi, pregando il Signore gli ha fatto capire: è tuo marito, lo devi amare. E lei ha iniziato a chiedere al Signore, dammi la capacità di perdonarlo, perché vengo ferita ogni giorno dalla sua insensibilità e non ne ho colpa. Dammi la capacità di perdonarlo. E le racconta che ha iniziato a perdonarlo e l'amore che provava per lui è cresciuto perché era alimentato dal perdono. Ed è successa una cosa: il marito si è accorto che la moglie non soltanto lo amava, ma gli perdonava quel suo cattivo atteggiamento. E il marito ha iniziato a non perdonarsi lui per quello che aveva fatto a sua moglie. Ma nella strada del perdono continuo di questa donna, anche il marito è riuscito a perdonarsi e sono tornati una coppia unita nel Signore. Solo il perdono, se siamo dei peccatori, se abbiamo tanti difetti, solo il perdono ci permetterà di portare avanti relazioni strette e il risultato sarà la riabilitazione se qualcosa è distrutto, la ricomposizione se qualcosa si sta strappando. C'è un libro nella Bibbia che dovremmo leggere più spesso, è il libro di Osea. Il Signore voleva far capire al suo servo che cosa stava vivendo lui e gli disse all'inizio della sua storia di servizio: va e prenditi in moglie una prostituta e genera figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore. Non era una prostituta quella donna, ma il Signore gli stava dicendo: prenditi una donna, io ti anticipo che quella donna ti tradirà. E Osea sposò questa donna e avvenne quello che il Signore gli aveva anticipato. E dopo un tempo in cui questa donna lo lasciò, dopo avergli lasciato dei figli, lo lasciò e visse la sua vita dissoluta e si inguaiò all'inverosimile, il Signore disse, così racconta Osea, il Signore mi disse: va ancora, ama una donna amata da un altro e adultera, era la sua moglie. Amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali anche si volgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Allora me la comprai per 15 sicli d'argento, per un comer d'orzo e un letec d'orzo. E le dissi: aspettami per parecchio tempo, non ti prostituire, non darti a nessun uomo, io farò lo stesso per te. Osea ebbe l'ordine da parte del Signore di tornare ad amare quella donna, non soltanto di riprenderla, amala, torna ad amare quella donna. E quella donna visse in una situazione terribile. Osea la ricomprò, chissà cosa fece. Si era legata a un uomo e chissà quell'uomo cosa aveva fatto di lei. E la condizione era terribile di quella donna, perché uno schiavo si acquistava per 30 sicli. Ma quella donna non valeva più niente, era stata svenduta, forse si era ridotta in modo tale che il suo prezzo era la metà. Non c'era più pregio in quella donna. E Osea la ricomprò. E il Signore le disse: non soltanto riportala in casa, non soltanto riacquistala, amala. Va e ama quella donna, amala come il Signore ama i figli di Israele. E io tornai, la ricomprai e le dissi: io devo andare via, aspettami, non tradirmi più, io farò lo stesso per te. Ora ci sono situazioni che rendono giustificabili sicuramente decisioni drastiche, ma so anche un'altra cosa, che il perdono è capace di far superare situazioni umanamente insuperabili.
Il perdono è capace di farci arrivare a fare cose che noi non penseremmo mai di poter fare. E questo è un dono di Dio. Quando c'è il perdono, le nostre relazioni tornano a essere felici. Il matrimonio può tornare a essere un paradiso. Le persone possono tornare a vivere insieme nell'amore. Addirittura le persone senza il Signore, quando vedono il perdono, possono arrivare a essere salvate. Perché il perdono è la chiave di tutto. Se noi siamo qui questa mattina a lodare il Signore, è perché noi siamo stati l'oggetto di un perdono. E la lezione di Osea, forte sicuramente, quando noi la leggiamo ci diciamo nel cuore, sarei io capace di fare così. È la lezione di Dio nella nostra vita. Dio ci ha perdonati quando eravamo da noi stessi imperdonabili. Dio ci ha amato quando noi l'abbiamo tradito. Dio ci ha perdonato su tutta la linea e noi siamo tornati a vivere. Noi siamo stati rialzati. Noi siamo tornati a essere stretti col Signore, in comunione profonda con Lui. Sì, il perdono è capace di farci vedere la vittoria nel Signore. Ma deve essere una vita di perdono. E non deve essere un perdono calcolato. Non deve essere il bilancio, l'analisi impietosa di quello che è stato fatto e degli sconti che noi facciamo per avere qualcosa. Deve essere una vita di perdono. Deve essere un cuore che ha il perdono dentro di sé. Deve essere un perdono che non valuta soltanto i calcoli dei torti e dei vantaggi, ma è un perdono che dice: io lascio perdere il combattimento, lascio perdere lo stuzzicare, lascio perdere le cose che pungono, perché io decido di perdonare come il Signore ha perdonato me. Smetto di mettere i punti sulle i, smetto di mettere in luce le cose che non vanno. Io voglio essere un uomo che vive di perdono, perché io sono stato perdonato, perché sono stato chiamato a perdonare come il Signore mi ha perdonato. Allora ogni relazione funzionerà. Ma gli altri poi che fanno? Se io perdono e loro non capiscono, allora io devo essere sempre quello. Io so che quando il Signore mi ha perdonato i miei peccati, la mia vita è cambiata. E io sono improvvisamente corso verso il Signore e i miei sentimenti sono cambiati. Se il Signore ci dice di perdonare, allora forse quel perdono creerà qualcosa di glorioso anche negli altri. Se ci crediamo, chiederemo al Signore: Signore, facci vivere nel perdono, e noi vedremo il trionfo della tua opera nella nostra vita.